addosso. La mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere. Nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta. Il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Volano,
Dopo 2 settimane di pausa ritorna al campionato di Serie B1 e lo facciamo nella cornice di Volano, quindi la felicità è tanta di essere tornati e soprattutto l'adrenalina sta per ritornare nei nostri corpi. La sfida è molto importante e delicata. L'obiettivo del Volano è ovviamente riprendere la corsa che nelle ultime partite contro le Big è mancata. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 14ª giornata. A che vede a confronto la Rotoplas Volano Volley e il Volley Parella Torino. Allora la formazione di Diego Ficarra ci arriva chiudendo il girone d'andata al quarto posto con una sconfitta, anzi una doppia sconfitta, prima per 3-2 contro Volpiano e poi in casa per 3-1 contro Santena, unica vera rivale al momento della inarrivabile Villa Cortese. Nella girone d'andata la Rotoplas è venuta da 5 vittorie di fila, fatte tutte nelle prime 5 giornate, quindi in ordine Torino, Argentario, poi Club Italia, Cabiate e per concludere e per ultima Sondrio, che oggi invece ha vinto in maniera clamorosa per 3-1 contro Novara. Allora, sono da solo qui in postazione, non c'è la mia compagna di viaggio Silvia Briani che mi raggiungerà tra poco in postazione. Non c'è anche Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, che comunque ci raggiungerà. Avrete una diretta un po' scarica in questo momento perché io mi ritroverò a fare lo speaker per almeno un set in sostituzione dello speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa Paolo Scrinzi. Quindi per un po' dovete assistere solo con l'audio naturale, l'audio ambientale, scusate. E quindi e poi io ci sarò a partire dal secondo set. Allora, che dire, è una partita molto importante, vedremo come andrà a finire, ovviamente. A me non resta altro che augurarvi una buona partita, un buon divertimento.
Camilla Ferrari al servizio. Nove 10 punteggio. Beatrice Perfetto al servizio per Torino. Giurita Romano al servizio per Guadalajara. All'out 12-9. Ancora Giurita Romano al servizio. Alessia Carrera al servizio per il volley Palera Torino al numero 18, il numerista Tullio. Al servizio per il volley Lalla Bortoli. Ancora la porta del servizio. Cortina Cardone al servizio per il volley Palera Torino. Lega Dura al servizio. Alessia Carrera al servizio. Arrivano i Alessia Carrera 13-15. Ancora Carrera al servizio per il volley Palera Torino. Allora al servizio 16-13 punteggio. Al servizio la capitana Jessica Teval.
Squadra Borghese al servizio. Già Guerra al servizio. Punto numero 16 per il gol di Parella Torino. Ancora Già Guerra al servizio per il gol di Parella Torino. Camilla Ferrari al servizio. Voglio sentire tutta la realtà di questo bravo forza! Perfetto. Beatrice Perfetto al servizio.
Beatrice Perfetto al servizio. Al servizio, l'ultimo momento, Giuditta, Romano! Ventura 19 con le squadre stanno entrando in campo. Al servizio, Giuditta, Romano! Ancora al servizio, Giuditta, Romano! Ancora al servizio, Giuditta, Romano! Però perché sei te con la Carolina e la numero 18 Ludovica Curcio ed entra la numero 8 Carolina Masia che va al servizio. Sopra Candone, 21 23. Carolina Masia al servizio. Nuovamente Carolina Masia al servizio. La palla è out, il 4-22, buona la Torras. La Torres al servizio. Seguiamo il giorno al servizio di Volta per la Torino, buona volta.
24 pari. Sofia Garzogno, ma prima c'è il time out di Volano Volli. Guardano in campo 24 pari punteggio. Sofia Garzogno al primo, il volley pari da Torino. La palla out, 25-24. Linda, Giulio, al servizio.
detto parlate, poi ho spento il microfono e non l'ho riacceso. Cioè, di nuovo in diretta. È iniziato il secondo set qui all'Arena Biancorossa con Torino che ha ancora in mano la palla di gioco. Djugovac evita guai, prova Camilla Ferrari, ma c'è la spinta di Carrera. Ferrari prova ad attaccare e passa l'attacco di Ferrari. Servizio di Deval, ha ricevuto Sormani, la capitana. Tentativo di perfetto che non va a buon fine. Ci prova Djugovac, palla in campo, 2-0 Rotoblast. Allora saluto, visto che adesso sono alla mia postazione, il mago delle statistiche alla mia sinistra e la regista ritardataria, diciamo così, Silvia Briani. Mi ha fatto fare a me il prepartito da tutto da solo. Deval è battuta a parte, gli voglio bene a tutti e due, anche se alcune volte mancano. Carli ha smanacciato 2 volte, ma il punto è Rotoblast, 3-0. Jessica Deval al servizio. Battuto su Sormani, palleggio di Guerra, tentativo di Bergese che non va a buon fine. Ci prova Carli e nonostante la difesa si trasforma un punto per volley Parella Torino. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Matteo Tagliaferro della sezione di Vicenza e la secondo è la signora Elisa Vigato, anche lei di Vicenza. Bortoli, Ferrari, Camilla Ferrari, 4-1. Riepilogo i punti di squadra: 1 Deval, 2 Djugovac, 2 Romano, 3 Petruziello, 3 Bortoli, 5 Ferrari, 16 punti di squadra e 11 su errore di volley Parella Torino. Carlotta Petruziello al servizio, ricevuto perfetto. Guerra, perfetto, ha provato, ma c'è Ferrari in difesa. Tentativo di Djugovac, vincente, 5-1. Punti di volley Parella Torino dopo il primo set: 1 Guerra, 9 Carrera, 1 perfetto, 4 Gardogno, 7 Bergese. 22 punti di squadra, 3 su errore della Roma. Queste sono le statistiche del primo set. Lotta Petruziello, service perfetto. Guerra, perfetto, prova ad attaccare, passa in mezzo all'attacco. Ha preso in piena faccia la povera Lalla Bortoli e poi il tocco che non c'è. 6-1. Lalla ha preso una bella pallonata dritta negli occhi. Sta perfetto. Infatti la nostra Silvia si sta mangiando le unghie dal terrore. E hit! Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 9, buonanotte. Si vede che sono completamente arrugginito. 7-1 il punteggio, non 9-1 come stavo dicendo. Allora Carlotta
Servizio battuto. Perfetto. Guarda facile, Giuditta. Bortoli. Giuditta. Romano. Tu guarda ascolti. Servizio battuto su Romano. Monaco, scusate. Poi ha provato Romano a attaccare. Perfetto, viene Muratta. È ancora giocabile Monaco. Bortoli. Petruziello ha provato l'attacco. Perfetto, pallonetto, difesa di Romano. Non ho capito cosa hanno chiamato contro perfetto. Sì, probabilmente leggendo il labiale e anche la gestualità del primo arbitro gli ha detto con la spalla deve aver toccato la rete. Camilla Ferrari al servizio. Battuto. Dovuto. Però c'è la free ball. Giuditta Romano. 10-2. Cambio per il volley Parella Torino. Entra Chiara Castino ed esce Ludovica Tullio. Battuto il servizio da Camilla Ferrari, riceve perfetto. Tentativo d'attacco di Castino appena entrata. Poi prova Petruziello, ma c'è la difesa del libero. Poi Giugovas Murone! Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck, Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck. Ancora Camilla Ferrari al servizio. Perfetto, riceve. Guerra. Carrera out. 11-2. Di nuovo cambio, entra Giulia Macagno ed esce Alessia Carrera. Camilla Ferrari al servizio. Monaco. Zona Giugovas. Murato Giugovas da Castino. 12-3. Allora. Ha provato l'attacco ma c'è la difesa. Maccagno. Perfetto. Palla è in campo. Quatt- 4-12. Per me era fuori, come diceva Monaco. Scusate, mi stava per scappare il microfono. Dicevo 4-12, sembrava out, come diceva Monaco, però non di questo avviso il primo arbitro. Ditta Romano. 13-4. Monet. Vedi, non sarà il tocco. Ditta Romano, l'autrice del punto al servizio.
Attacco riuscito di Sofia Garzogno. 5-13 punteggio. Servizio battuto da Torino, prova De Val, non c'è tocco di nessuno, quindi sesto punto. Ovviamente i punti a disposizione sono comunque tanti, quindi qualche errorino ci sta, però ovviamente non bisogna, come si dice, adagiarsi sugli allori. Djugovat 14-6. Laura Bortoli al servizio. Attacco tentato da Macagno. Poi in maniera arriva al 15° punto. Alla Bortoli al servizio. Guerra forse ha rischiato l'invasione. Mi sta comunque in difficoltà. Fermani. Guerra in free ball. Bortoli da una Petruziello. Bertuziello un po' preso in controtempo qui. Allora ci prova Garzogno, ma anche il suo attacco non va a buon fine. Petruziello, Garzogno, quello anche con l'ausilio del muro. Macagno, Bortoli alza. Tentativo di Djugovat Murata. Arriva il vetro a impedire a Djugovat di arrivare su questo pallone. Settimo punto per il volley Pariello Torino. Sofia Garzogno. Petruziello e 17. Carlotta Petruziello. Linda Djugovat al servizio. Servizio in rete di Djugovat. 8-6. Giulia Macagno al servizio. Battuto. Riceve Monaco. Bortoli. Petruziello. Mani out. Petruziello. 17-8. Jessica De Val al servizio. Mani riceve. Guerra. Bergese. Punto vincente. 9-17. 9-17. Ferrari, difesa di perfetto. Macagno salva Monaco. Petruziello, ma c'è l'invasione a rete comunque piata contro il volley Parella Torino. 18-9. Servizio Macagno. Guerra. Garzogno. Ferrari. Camilla Ferrari. 19-9.
Time out, sponsor. Time out. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo 19-9 a favore del Volley Parella Torino. Servito di Petrucciello sul perfetto. Guerra, perfetto, attacca. Attacco veramente difficilissimo per Perfetto, infatti colpisce una smanacciata che non porta a niente. 20-9. Petrucciello out il servizio, 20-10. Giada Guerra al servizio per Volley Parella Torino. Riceve Monaco il servizio. Bortoli, zona Giuditta Romano, ma c'è la difesa di Sormani. Macagno Murata da Giuditta. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 21-10. Camilla Ferrari battuto su Perfetto. Giada Guerra. Carzogno ha provato l'attacco. Tentativo del destro di Giugovac, ma c'è la difesa di Guerra anche con l'ausilio del muro. Sormani. Garzogno Murata da Lalla. Bortoli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Antonio lì è parente. Camilla Ferrari. Attacco vincente di Chiara Castino. Chiara Castino. Perfetto al servizio. E arriva quasi un ace perché ci ha messo una pezza Giuditta Romano. Ma poi chiude Sofia Garzogno l'attacco. 12-22. 12-22. Ancora Beatrice Perfetto al servizio. Battuto con l'audio del net. Ha ricevuto comunque Monaco. E a pallonetto Giugovac. 23-12. Giuditta Romano al servizio. Battuto. Questo andava out, però riceve Perfetto. E punto della Rotoblas. Fiscata la doppia, 24-12. C'è un cambio. Aurora Pergem prende il posto di Giuditta Romano. Aurora Pergem, posto di Giuditta Romano. Pronta Aurora Pergem al servizio, battuto. E c'è il punto! 25-12. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set.
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, 2-0 il punteggio a favore di Volano Volley nel corso di 2 set, 27-25 il primo, 25-12 il secondo. I punti di squadra: 1 De Val, 7 Giugova, 6 Romano, 8 Petruzziello, 4 Bortoli, 8 Ferrari, 34 punti di squadra e 18 su errore di Volley Parella Torino. I punti di Torino: 1 Giada Guerra, 9 Carrera, 2 Castino, 2 Perfetto, 7 Garzogno, 8 Bergese. 29 punti di squadra, 8 su errore di Volano Volley. Servizio di De Val sul Perfetto, attacca Perfetto, difesa di Giugovas, Bortoli, Petruzziello, difeso Guerra. Mani, poi attacco di Perfetto, non va a buon fine, ci prova Ferrari. Troppo. Era già complicata la palla di Petruzziello. Primo punto quindi per Chiara Bergese al servizio. A campanile su Ferrari, Bortoli. Attacca Camilla. Difesa di Maccagno anche con lo giro del muro. Perfetto impallonito Ferrari, ancora in difesa. Attacca Giugovas. Linda Giugovas. 1 pari. 1 pari. Carlotta Petruzziello al servizio. Maccagno, Monaco, Bortoli, Romano, Giuditta Romano, 2-1. 2-0 Giorgione. Allora, intanto è finita a Villa Cortese, 3-0 netto contro Santena, l'unica squadra che prima di Legnano era riuscita a sconfiggere proprio Villa Cortese. Netto 3-0, 25-20, 25-18, 25-16. Club Italia ha battuto 3-2 il Volley Academy, 25-22 il primo a favore di Academy, poi 25-18 Club Italia, 23-25 Academy, 25-22 Club Italia, 15-10 il quinto decisivo set. È finita anche a Legnano, vince 3-2 la Focol contro Palau, 25-22 il primo, 19-25 il secondo, 22-25 il terzo, 26-24 il quarto e 15-12 il quinto decisivo set. Come detto nelle anticipazioni, Volley Academy Valchiavenna e Valtellina ha vinto 3-1 contro Simibobiliare Novara. Clamorosa vittoria nonostante Novara avesse vinto il primo set 25-18. Poi la squadra di Iossi ha vinto gli altri set 28-26, 25-22 e 25-15. Allora, sugli altri campi, Capiata ha vinto il primo set 25-23 contro Trentino Energia Argentario. Sono le uniche 2 partite che si stanno giocando dopo le 8:30 di sera. Siamo 4-3 adesso a favore di Torino con Chiara Castino che ha filmato poco fa il punto del 4-3. Beatrice Perfetto al servizio per il Volley Parella Torino. Battuto. Riceve Ferrari, Bortoli. Romano, palla in campo, 4 pari. Quindi di nuovo in parità l'incontro. Giudita Romano al servizio per le biancorosse di Diego Picarra. Servizio in rete. 5-4 per il Volley Parella Torino. Chiara Castino al servizio. Battuto.
Out. Totalmente out. 5 pari. Giuditta Roma. E Lalla Bortoli, scusate, al servizio. Servizio su Maccagno. Guerra. Perfetto, Murata là. Jesse! Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Nuovamente in vantaggio la Rotoplas, 6-5. Alla Bortoli al servizio. Guerra. Gardogno ha tentato l'attacco verso Ferrari, però poi lasciata completamente libera di attaccare. Chiara Bergese non si fa pregare, 6 pari. Sofia Gardogno al servizio. Per il volley Parella Torino. Servizio battuto, riceve Monaco, Bortoli, Linda Giugovac, Murata da Giulia Maccagno. 7 per il volley Parella Torino, 6 per la Rotoplas Volano Volley. Sofia Gardogno al servizio. Battuto, riceve Ferrari, Bortoli, Petruziello, Carli. 7 pari. Linda Giugovac al servizio. Battuto su perfetto. Guerra. Bergese. 8-7 per il volley Parella Torino. Giulia Maccagno al servizio. Maccagno, battuto, Monaco riceve, Bortoli alza, zona Ferrari, Camilla Ferrari. 8 pari, nulla da fare per il muro, nulla da fare nella zona di ricezione. Parità 8-8. Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio. Servizio su Maccagno. Perfetto, Murata, Carli! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Muro Carli, 9-8, servizio Jessica De Val. Battuto. Ancora su Maccagno, Guerra. Perfetto, attacca Giuditta! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Sponsor. Nuovo in diretta dalla dall'Arena Biancorossa di Volano, 10-8 il punteggio. Jessica De Val al servizio. Tutto. Riceve Maccagno, forse un po' lunga, Giuditta. Portare in
forzare invasione forse di... Col piede forse con la scivolata, dicevo. Perfetto Murata. Maccagno. C'è la free ball concessa da Garzogno. Jugovas riceve. Ferrari attacca. Ma viene Murata. 9-10. Intendevo. Dopo che avevano fatto la palla lì, una è andata in scivolata e va preso il dentro perplesso. Insomma come funziona. Se vai in cibo. Sì. Abbiamo provato una volta perché è andato via? col petto. Prima i piedi a terra. Imparano sempre cose nuove. Visto che purtroppo rispetto a uno scout me ne sono ancora abbastanza indietro di preparazione. E arriva il punto di Chiara Vergese. Vergese 10 pari al servizio proprio lei. Ma tutto. Riceve Ferrari. Giù ditta Romano 11-10. Carlotta Petrucciello al servizio. Servizio. E hit! 12-10 Carlotta Petrucciello. Ancora lei al servizio. Battuto. Stavolta il net non lo tocca. Tentativo, però invasione dei 3 metri e viene chiamata l'infrazione. 13-10. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta. Nuovo in diretta. Servizio affidato a Carlotta Petrucciello. Battuto. Riceve Sormani. Guerra. Perfetto. Monaco ha difeso. Bortoli. Petrucciello, palla resta a metà campo biancorossa, attacca ancora Ferrari. 14-10 Camilla Ferrari. Ancora Carlotta Petrucciello al servizio. Battuto. Guerra. Attacca Maccagno, c'è la difesa proprio di Petrucciello. Monaco. Zona Jugovas. Linda Jugovas 15-10. C'è un cambio per i volley per la Torino. Esce Beatrice Perfetto, numero 9, ed entra la numero 5 Alessia Carrera. Non cambia niente in sostanza perché esce schiacciatrice per schiacciatrice. Schiacciatrice per schiacciatrice, quindi non cambia. Guerra. Carrera attacca, va c'è Monaco, però c'è la free ball. Subito già la Guerra 11-15. Piccoli aiutanti crescono qua in cabina di regia. Però sarà un po' triste il nostro dirigente delle giovanili Emanuele Ioriatti.
Linda Giugova, 16-11. Pallonetto tentato da Torino che non va a buon fine, allora ci prova Giugovat in mezzo al muro, ma c'è la difesa di Maccagno. Ci prova a questo punto Gardogno, ma non va a buon fine nemmeno il suo attacco. Petruziello attacca, ma c'è guerra, e dall'altra parte subito Gardogno che ha messo in difficoltà alla prova Monaco, ma poi arriva al punto della rotola. 17-11. Milla Ferrari al servizio, ricevuto Sormani, infrazione, infatti devo vedere l'infrazione, sta guardando le dita, infrazione di quarto tocco, come avevo visto. 18-11. Ci prova Gardogno, ma viene murata. Guerra, allora a zona Carrera, invasione di Giuditta Romano, ma il punto sarebbe stato comunque in ogni caso della 18-12. Speriamo che non porti male sta canzone. Guerra, Sofia Gardogno, 13-18. Giugovat, disinnescato l'attacco da Maccagno, pallonetto vincente di Sofia Gardogno. 14-18. (18-14). Alessia Carrera, ricevuto Ferrari subito dall'altra parte, però Bortoli, Maccagno, Giugovat, Bortoli. Petruziello non può attaccare perché aveva già superato la linea di 3 metri. Ci prova Carrera, attacco vincente, si rifà sotto Torino. 15-18. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta. E di nuovo in diretta, Arena Biancorossa di Volano. 15-18 per il Rotoblas Volano Volley. Servizio affidato da Alessia Carrera che serve su Ferrari. Bortoli attacca Giugovat. Giuditta Romano. (19-15). Giuditta Romano nel servizio. Sormani. Sì, invasione di Giada Guerra nettissima. 20-15. Tra l'altro non l'ha tenuta un attimino tanto nelle mani anche. L'avete bloccata e poi alzata.
Tutto il servizio da Giuditta Romano, riceve Carrera, Guerra, Maccagno, difeso Giuditta Romano. Viene Murata, Devalda Maccagno. 20-16. Ribol, Monaco, Giuditta Murata da Gardogno. Mancava l'uscita là. Allora, Chiara Cassino al servizio, 20-17. Ridotto degli 8 secondi. Deval, Murata, Bortoli, Ferrari in mezzo al muro. Bergese, Maccagno, 21-17. Vi ricordo che la prossima giornata sarà sabato prossimo alle scuole medie Argentario di Cognola. E ci sarà il derby Trentino contro la Trentino Energia Argentario. Così che vi teniate già pronti nell'eventualità. 22-17. Lalla Bortoli al servizio. Tentativo di Gardogno che viene difeso da Petruziello, poi Giugovac, difesa di Sormani, però la palla è lunga e allora Petruziello. 23-17. Lalla Borto di servizio su Maccagno. Guerra, poi Maccagno, Murata. Sormani. Ancora Maccagno. Difeso Camilla Ferrari con l'ausilio anche del muro. Petruziello. Sormani. Guerra. Zona Carrera. Monaco ha difeso Bortoli dalla parte opposta per Giugovac che attacca, ma c'è la difesa ancora di Ferrari. E allora attacca. Doppia Gardogno e il tabellone della pallacanestro che non vedete inquadrato chiude l'azione. Doppia Gardogno al servizio, 23-18 il punteggio. Marco Bortoli, Petruziello, Murata da Bergese, 23-19. Battuto Bortoli, Petruziello, difeso Carrera, provata Carrera, la palla si spegne sul nastro e arriva l'infrazione di 4 tocchi. 4-19, match ball Rotoblat. Giugovac, servizio in rete, Ok. 20-24. Soffi non è.
gli ha detto già 2 volte che la chiama all'ultimo. Chiama alla prima. Macagno. Servizio battuto. De Val. 25-20, si chiude qui la partita. 3-0, torniamo alla vittoria e iniziamo col piede giusto il girone di ritorno. Ovviamente le vere partite arriveranno più avanti, però l'importante è non perdere punti per strada proprio in queste partite. Allora chiudiamo qui la nostra diretta. Grazie a Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, Scoutman, Sofia Briani, che ci rivediamo sabato prossimo a Cognola alle ore 17 per l'incontro della seconda giornata di ritorno contro il Trentino Energia Argentario. A tutti voi l'augurio di una serena notte.